David al dise: «Queste è la chiesa del Signor Dio, e quest è l'altar per l'olocausto di Israele». David ha ordinato di clamadonglie e forest che ieri in tettiere di Israele, e urde l'incariche ai pichepieris perché squadrassin gli spieris per far su il templi. David al pronta fier per claus de antis de puartis e pes grappis di fier, e anche un disordine di bronze, di non riva pesalu. Non si rivava a contare legnam di cedri, per vie che di Sidon e di Tir i avevin mandato a David legnam di cedri cence culumie. David al pensave: mio figlio Salomon alle anche mo giovin e cence nessuna esperienza, con la qual che la chiesa di fai su al Signor e a di essi grande e splendide, cence fin, di mertasi non e glorie in tutti gli stieris. E allora o vuoi prontai dutio. Così David, prin di morì, al fasè preparatis di no crodi. Poi al clamò Salomon, Sofì, e gli ordinò di fai su un tempio al Signor, Dio di Israele. David gli disse a Salomon: «Figlio, avevi in cur di fai su un tempio al nome del Signor, mio Dio, ma mi riva queste parole dal Signor. Tu has spandut masse sang e tu has fattis masse ueris, per la qual non tu fasaras gran un tempio al mio nome, perché che tu has spandut masse sang sulla terra presince di me. Ve, ti nascerà un figlio, lui sarà un uomo di pace. Io gli darai pace de bande di duchi nemis calad l'intor. Difat, alvarà nom Salomon, e tai 6 dis gli darai a Israele pace e quiete. I fasarà su un tempio al mio nome. Lui sarà per me un figlio, e io o sarai per lui un pari. O sistemerai l'assente dal soream su Israele per sempre. Come, figlio, il Signor calsedi con te, perché tu rivis a fai su un tempio al Signor tuo Dio, come che ti ha impromettuto. Il Signor si indegni d'ome di dati sentimento e intelligenza, perché tu puoi sta da chiave di Israele per metti in vore la legge del Signor tuo Dio. Allora tu varas buon esit, se tu ciraras di metti in vore gli ordins e gli regolis che il Signore ha dati a Mosè sul conto di Israele. Vio di essi fuart e di fatti coraggio, non sta vepore e non sta buttati giù. Ve, ho i fatti svittis per prontare al tempio del Signor 100.000 talents d'aur, 1.000.000 di talents d'arin, bronze e fier di non riva pesaio. In plui o hai prontat legnan e pieris, e tu zontaras anche mo. Tu varas d'ogni di te un evore di operaris, piche pieris, e in che lavore la piere e il len, e mistirans di ogni fatte, per qualunque vore. Riguarda l'aur, all'arint, al bronze e al fier, non si rive save troppe robe che è. Dai, mettiti in vore, e il Signor calsedi con te. David ordinò a tutti i sorestanti di Israele di dai una mano a Sofì Salomon. Al dise: non è al forsit cum vatris il Signor, vostro Dio, e non sai al dade polse d'ulintor? Difat, lui alla metude tes mees mans la indetiere, e la tiere si è pleade davanti al Signor e davanti al suo popolo, per la qual metteisi a cirì il Signor vostro Dio, con tutto il cur e con tutte l'anime. Dai, faseit su il santuario del Signor vostro Dio, per sistemare l'archie dal pat del Signor, e la robe consacrate a Dio, dal templi, che fasarei su al nome del Signor.